Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, prima di cominciare ci tenevo a farvi vedere questa cosa. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. A parte che è inutile che vi preoccupate perché le maglie sono pur sempre le maglie. Allora, vi faccio vedere questa maglia che mi è arrivata, è un regalo per un amico, infatti il dietro non lo farò vedere perché c'è il suo cognome, però maglia dell'Inter. Sinceramente io reputo questa maglia veramente brutta e poco attinente all'Inter, se non per la trama squamata stile serpente, però maglia molto ben realizzata. Vi ricordo che tutte le maglie le trovate nel link qua sotto di KK Gold, veramente molto ben fatta, anche la patch molto ben fatta, maglia veramente spettacolare. Poi per il prezzo che costa secondo me ne vale assolutamente la pena. Vi lascio qua sotto il link in descrizione. Allora, sarò estremamente franco con voi, ok? Quindi vi dirò il motivo dell'esistenza di questo video. Sostanzialmente devo sponsorizzare la maglia perché mi è arrivata e quindi devo fare un video perché poi questa maglia domani già non ce l'avrò più e quindi devo fare questo video e quindi devo trovare al volo un'idea per un video. Quindi sono andato a leggere i commenti sotto al video di Nandez, a cui ancora non ho avuto tempo di rispondere, ho messo il cuore a tutti, però ancora devo concretamente rispondere. E ho notato che c'è sempre una situazione che si protrae all'inizio di ogni stagione. Succede sempre questa cosa e io faccio fatica, sinceramente, a comprendere il motivo, ok? Di cosa sto parlando nel concreto? Ogni inizio di stagione, o meglio ogni precampionato, evitiamo le doppie quando non ci sono, succede che molti tifosi, mi viene da dire molti, scusate ma è un po' alta la webcam, devo abbassarla, ok. Allora, molti tifosi sentenziano il campionato, nemmeno deve cominciare, abbiamo fatto soltanto un amichevole precampionato, però molti hanno già sentenziato quale sarà l'esito della stagione, ovvero anche quest'anno ci salveremo in maniera rocambolesca, ridicola, comunque sostanzialmente sarà la solita salvezza. Io posso capire che dalla vostra avete notevole sconforto e che questo è il primo risultato che possa venire in mente a una persona quando si guardano soprattutto le stagioni passate, specialmente dell'era Giulini. Ma io dico, questo tipo di confronto, questo tipo di rapporto, il modo in cui lo dicete, il modo in cui vi rapportate con gli altri tifosi, non potrebbe essere proprio questa la prima causa per cui il Cagliari magari punterà a una salvezza tranquilla o otterrà una salvezza tranquilla? Nel senso, è chiaro e lampante come gli ultimi anni siano stati eloquenti a livello di risultati per il Cagliari. Non abbiamo avuto ambizioni se non per l'inizio del 2019-2020, ma la fiamma si è spenta già a inizio dicembre. Però non è così che funziona. Noi, in quanto tifosi, perlomeno è come la penso io, poi è chiaro che io faccio questo video anche per sapere la vostra idea, perché chiaramente siamo su due punti di vista totalmente differenti. Il compito che secondo me ha un tifoso è quello di dare pieno supporto alla propria squadra, nel bene e nel male. Ed è chiaro che questo lo facciamo tutti, ognuno a proprio modo, ma lo facciamo tutti. Io faccio veramente fatica a comprendere, sentire frasi a il 23 luglio, sentire frasi come tanto il Cagliari farà la solita stagione, tanto il Cagliari punterà alla salvezza, non faremo mai il passo in avanti, che io non dico che non accadrà questo perché è un'eventualità, ma mi sfugge il senso di farlo a luglio. Il problema non è tanto fare questo, il problema è quando poi
a fine campionato la gente se ne esce dicendo: ah, vedi, io l'avevo detto. Ma lì si tratta di sparare a zero, non c'è secondo me un vero e proprio ragionamento. Io non riesco seriamente a comprendere perché siamo noi i primi a danneggiarci, ok? Perché io odio fare parallelismi, cioè a me piace fare parallelismi, ma in questo caso li odio perché stiamo parlando di due persone, di due cose totalmente diverse. Però immaginate, quando mai concretamente ad inizio anno del 2008-2009 ci si poteva immaginare un Cagliari che poteva lottare seriamente per l'Europa? Il Cagliari di Cellino. Cellino che già se spende 1 milione per un giocatore è troppo. Noi quell'anno rischiavamo di andare in Europa. Adesso che il Cagliari ha una rosa che secondo me è ampiamente buona, o meglio ci sono elementi molto molto validi, si dà già per spacciati perché abbiamo vissuto situazioni simili. È chiaro che il livello del Cagliari si è alzato perché il livello della Serie A si è alzato. Però a che pro sparare queste sentenze? Perché già a luglio? Io veramente è un qualcosa che faccio molta molta fatica a comprendere, perché almeno io aspetto che il Cagliari giochi male e che faccia male se mi devo avvilire. Non, perché partire prevenuti? Forse è una sorta di autodifesa nell'eventualità che questo possa concretamente accadere. Veramente sono estremamente curioso di sapere perché alcuni di voi facciano questi ragionamenti, perché sono totalmente fuori da quella che è la mia concezione del tifo, e quindi non è un video accusatorio, perché ripeto, ognuno vive il tifo a proprio modo. Io non sono nessuno per sindacare come una persona provi a supportare la propria squadra. Io non sono nessuno per fare ciò. Quindi la mia è solo mera curiosità. Io sono veramente curioso di sapere il motivo per cui lo fate. Se devo essere sincero, l'unica cosa che a me dà fastidio di questo atteggiamento è, tralasciando il fatto che ritengo che sia insensato farlo in questo periodo, a luglio, ma tralasciando quello che è una cosa mia, a me dà fastidio quando poi alla fine del campionato una persona viene a dire: ah, io l'avevo detto. Perché secondo me non ha nulla di logico e non mi viene da dire: ah, bravo che tu hai predetto questa cosa, perché è una cosa che potrebbero predire tutti, ok? Secondo me lì si tratta di sparare a zero. Però ripeto, sono curioso di sapere voi perché lo fate e chi non lo fa cosa ne pensa di questo atteggiamento. Se pensa che possa essere dannoso nei confronti del Cagliari, o se magari è l'atteggiamento di un tifoso ormai sfiduciato, non lo so. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi ricordo, trovate il link delle maglie qua sotto in descrizione. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.